La ringrazio per aver accettato questa intervista del progetto Caregiver Veneto in Rosa. Noi vorremmo parlare con lei del tema della coscienza, ovviamente, perché è un tema che lei ha approfondito e vorremmo capire in che modo le sue intuizioni, le comprensioni che lei ha avuto della coscienza ci può essere di aiuto nell'area dell'invecchiamento, per Io ero capire se... scontento, volevo capire come funziona la coscienza, perché il mio problema era un problema di coscienza, a quel tempo studiavo le reti neurali, parlo di più di 30 anni fa, 33, 35 anni fa, e volevo capire queste cose, ero nella strada giusta, nel senso che avevo capito che le reti neurali sono la struttura che può sviluppare l'intelligenza artificiale come non quelli che facevano l'intelligenza artificiale a quel tempo non riuscivano a fare, cioè con i metodi tradizionali non riuscivano a capire le regole con cui il cervello, per esempio, riconosce le facce o riconosce gli oggetti e così via, e mentre io che venivo più che altro dall'informatica, avevo capito che il cervello non funzionava assolutamente come funziona il computer, ma che avevano queste reti neurali che in qualche modo trovavano correlazioni tra gli esempi dei dati e quindi potevano imparare le regole che, non sono, che sono invisibili a chi impara senza sapere come impara e quindi permettono poi di risolvere questi problemi. Ecco, questa tecnologia è una tecnologia che, se non stiamo attenti, si riverserà contro l'uomo, perché è una tecnologia che oggi viene presentata come sostitutiva dell'uomo invece che come coadiuvante dell'uomo e ha dei problemi gravissimi, nel senso che si presta ad essere abusata, si presta a ingannare gli uomini perché non fa altro che imitare i nostri aspetti umani pretendendo di essere un uomo o una donna e quindi abbiamo le possibilità di grandi disastri se non vengono usate con etica e con buon senso con il cuore. E quindi questo diciamo che è parte del discorso. No? Poi a livello di come io ho sviluppato la mia interiorità è venuto per conto suo, nel senso che ho avuto un'esperienza straordinaria di coscienza che è raccontata nel libro e questa esperienza mi ha fatto capire che io non ero assolutamente quello che pensavo di essere, cioè io studiando la fisica mi sono spostato chiaramente dalle religioni, dai dogmi delle religioni, eccetera. Insomma, un po' alla volta ho accettato che la fisica spiegava la realtà molto meglio delle religioni e quindi la fisica dice che noi siamo macchine e quindi io me l'ero messa via e pensavo che quando sarei morto sarebbe finito tutto, che è quello che dice la scienza. Non lo dice in maniera spavalda, ma sotto sotto è quello che dice. E quindi io ero come dire, ero, pensavo che la mia vita era questa, poi quando muoio buonanotte ai suonatori e quindi però ero scontento, malgrado che avessi raggiunto tutto quello che il mondo dice che se uno lo raggiunge deve essere contento, io ero scontento, non sapevo perché, quindi erano anni che fingevo di essere contento perché dovevo come dire, per omertà a questi principi dovevo far finta di essere contento anche se non lo ero. E a un certo punto però ho detto no, non sono contento e voglio capire perché non sono contento. E devo dire che deve essere stata quella decisione che ho preso che mi ha portato poi ad avere questa esperienza straordinaria che mi ha rivelato che io non sono un corpo, non sono separato dal tutto, sono parte integrante del tutto e io sono un punto di vista del tutto, di uno, della totalità di ciò che esiste su se stesso. Cioè io sono un modo, come dire, una, una prospettiva di quasi un infinito numero di prospettive con cui uno può conoscere se stesso e tutti noi siamo la stessa cosa. Quindi
in questo modo io mi sono reso conto che nell'esperienza che ho avuto, che poi l'esperienza mi sono riconosciuto in questa energia che è amore, gioia, pace, mi sono riconosciuto in questa energia che era sia dentro di me che fuori di me, quindi io non ero il corpo, ma ero anche tutto il resto, ero l'universo, quindi ero una parte tutto. Adesso posso dire che studiando la biologia con questa prospettiva, uno capisce che anche il corpo umano è fatto allo stesso modo, perché ogni cellula del nostro corpo ha il genoma dell'intero organismo dentro di sé. Quindi ogni cellula, e ne abbiamo 50 trilioni più o meno, è una parte tutto, ha la conoscenza potenziale del tutto perché nella sua vita quella cellula può esprimere parti di sé che non erano espresse alla sua nascita. Un computer non è fatto assolutamente come una cellula vivente. Le parti di un computer sono transistor, sono interruttori che non conoscono nulla di quello che fa il sistema. Quindi quando gli scienziati di oggi, chi fa intelligenza artificiale, confronta la biologia con i computer e dicono che la biologia essenzialmente è come un computer fatto di biochimica, non hanno capito niente. Pur avendo letto gli stessi libri che ho letto io, non hanno capito niente perché proiettano sulla biologia quello che la biologia non è, perché la biologia è fatta di sistemi quantistici e classici, soprattutto quantistici, e quindi è connessa con questa realtà più profonda che è descritta nella fisica quantistica. Che cos'è questo difficile problema della coscienza? In che modo può aiutarci a capire che cos'è la coscienza? Beh, il difficile problema della coscienza è capire da dove vengono i qualia, cioè le sensazioni e i sentimenti, che è stato il problema che ho capito subito anch'io quando mi sono messo a studiare la coscienza. Ho capito che studiavo biologia, studiavo neuroscienza e leggevo che per esempio il nostro cervello riconosce la cioccolata perché i segnali delle cellule gustative elettriche che rispondono alle molecole del cibo che si scioglie in bocca vanno a finire nel cervello, nelle reti neurali del cervello, e il cervello riconosce la cioccolata e dico, ma un momento, ma io la cioccolata la riconosco dal sapore, non vedo mica segnali elettrici io, non ho mica dei misuratori di segnali elettrici, e allora da dove viene il sapore della cioccolata? Partendo dai segnali elettrici del cervello. C'è una trasformazione in qualche modo che deve avvenire. Ho scoperto quello che nel 95, questa è una cosa che ho capito nell'87-88, nel 95 è venuto fuori il libro di Chalmers, David Chalmers, che è un filosofo, che ha portato giustamente all'attenzione del pubblico il fatto che quel problema lì, il problema che ha chiamato il problema difficile della coscienza, è capire come si passa da segnali elettrici del cervello a sensazioni e sentimenti, quello che lui chiama qualia. E allora io a quel tempo, nel 87-88, mi chiedevo, ma allora se io ho un computer, se il cervello è veramente un information processor come un computer, se hanno ragione questi scienziati che dicono che noi siamo macchine, eccetera, eccetera, allora io dovrei riuscire a fare un computer cosciente. E quindi pensavo come programmare un computer per farlo cosciente. E non era possibile farlo, perché non è possibile trasformare segnali elettrici in una esperienza interiore. Dov'è l'interiorità nel computer? Non c'è. Noi abbiamo un'interiorità. I segnali elettrici non sono interiorità. Quando uno apre il cervello e misura i segnali elettrici, quelli sono segnali come i segnali che uno misura nel mondo esterno, quindi non sono segnali interiori, sono segnali esteriori. Quello che noi proviamo dentro di noi, l'amore che io provo per un figlio, è un quale che è mio, personale,
e non posso assolutamente esprimere agli altri se non usando simboli condivisibili, le parole, i gesti che faccio, la carezza. Quelle sono tutte informazioni condivisibili, pubbliche, mentre la mia esperienza dell'amore è privata, è mia, è solo mia e non la posso trasferire. Ecco che mi sono imbarcato sull'essenza della coscienza, che è un qualcosa di privato, non trasferibile e condivisibile soltanto in parte, perché quello che i simboli possono catturare di quello che provo è una piccolissima parte di quello che provo. E questa è l'essenza della teoria che poi è uscita un paio di anni fa, in cui con l'aiuto e la collaborazione del professor Dariano siamo arrivati a una teoria della coscienza che dice che l'informazione quantistica, sotto forma di uno stato puro, che è uno stato particolare, uno stato classico dell'informazione quantistica, quindi uno stato puro dell'informazione quantistica, è la rappresentazione dell'esperienza cosciente del sistema che è in quello stato. E in questo modo abbiamo collegato completamente la informazione quantistica come la rappresentazione di un'esperienza cosciente. Però la rappresentazione di un'esperienza cosciente non è l'esperienza. L'esperienza è diversa, è l'ontologia, è l'essenza della realtà. Quindi in questa teoria, diciamo, la fisica quantistica che pensavamo che descrivesse il mondo esteriore, e nessuno poteva capire perché, allora l'informazione quantistica non si poteva riprodurre, perché l'informazione quantistica ha la stessa caratteristica dell'esperienza che non si può copiare, non si può conoscere da fuori. Quando si misura un bit per ogni bit quantistico, e il bit quantistico è un'infinità di stati. Quindi guarda un po' che l'informazione quantistica ha tutte le caratteristiche dell'esperienza cosciente. Fatto centro. E allora a quel punto lì, questa teoria dice la fisica quantistica si riferisce all'interiorità dell'universo da cui emerge questa parte dell'universo che è condivisibile, perché tutti noi vediamo il bicchiere, gli oggetti che ci sono condivisibili, che però sono una piccola rappresentazione di quello che proviamo dentro di noi. Quindi questa teoria dice che la coscienza è il libero arbitrio, perché il libero arbitrio è una cosa in più, che ne possiamo parlare dopo. Coscienza e libero arbitrio devono essere quindi fondamentali, non sono proprietà del cervello, ma il corpo umano è una proprietà della coscienza e del libero arbitrio, di un ente cosciente che ha il libero arbitrio, che usa il corpo per avere un'esperienza di questa realtà fisica, che è una realtà che noi osserviamo osservando l'informazione del corpo che il corpo ha creato, osservando il corpo come una specie di robot, che una specie di, come dire, di trasformatore che prende l'informazione che c'è qui, che non sappiamo cosa ci sia qui. Per esempio, qui in questo spazio, per esempio, in questo momento, se io avessi invece di occhi, avessi cellulari, io potrei sentire 10.000 conversazioni che stanno avvenendo in questo spazio qui. No, non vediamo niente, no. Sono qui, sono dappertutto in questa stanza. Quindi qui c'è tutto e noi, il nostro corpo, prende una fettina piccolissima dei dati che ci sono qui, dell'informazione che c'è qui, quello che chiamo l'iSpace, lo spazio dell'informazione, li trasforma col cervello in altri dati che la mia coscienza, che non è nel corpo, è in questa realtà più vasta, osserva questa realtà e vede lei, il libro, lo spazio qui, il soffitto, quello che vediamo, che è una costruzione del mio corpo. Il mio corpo ha creato, è come se quando mi metto un visore e guardo la realtà virtuale, che cosa sono? Sono bit di un computer, io vedo una realtà virtuale, vedo spazio, vedo alberi, vedo persone. E dove sono le persone, gli alberi nei bit del computer?
capite che il nostro corpo è una struttura fisica, per quello il corpo muore, ma il corpo muore, noi non moriamo mica. Quindi questa è già un'informazione utile per il suo business, no? Per il Quindi, nostro progetto, sì. Come penso sia importante anche descrivere quello che lei ha chiamato seiti. A me ha colpito molto quando lei dice che siamo comunque un punto di vista di uno, cioè che c'è certo, qualcosa di abbiamo il personale. tutto dentro, come ogni cellula, il tutto potenziale chiaramente, non il tutto già sviluppato, come una cellula ha il tutto dell'organismo che che può sviluppare di più. Quindi ogni cellula ha il tutto dentro, esattamente come noi abbiamo dentro di noi, non nel nostro corpo chiaramente, ma dentro la nostra natura, che siamo un campo quantistico. Nella nostra natura di campo quantistico abbiamo la conoscenza potenziale di uno. Di fatto siamo noi che attraverso la conoscenza di noi, con il nostro punto di vista, diamo a uno la conoscenza di se stesso, perché siamo parte intero di uno. Lei raccontando della sua vita e anche di questa esperienza che ha avuto, di esperienza spirituale, raccontava che lei è un fisico, un inventore, uno scienziato. Prima aveva sviluppato la parte della testa, poi la parte Sì, della pancia e dopo del cuore. Ci può sì. dire meglio questi tre centri come li ha scoperti lei? Beh, diciamo che io, dunque, prima di tutto, facendo gli aeromodelli ho scoperto la gioia di costruire cose, di inventarmi prodotti e farli, no? Poi costruirli e poi farli funzionare e così via. Questo l'ho fatto che ero ragazzino, ancora alle medie. Poi ho studiato, quindi ho sviluppato la razionalità, che è quello che la scuola promuove, non tanto l'inventiva, non tanto l'intuizione, anzi ti dicono no, l'intuizione ti inganna, no, soprattutto quando uno studia le scienze, no? Però io come natura sono intuitivo e inventivo, no? Quindi una volta che ho studiato e che dopo che ho cominciato a lavorare, io ho sviluppato sempre l'aspetto intuitivo e l'aspetto inventivo. E quindi quella che chiamo la mia seconda vita, la mia prima vita è la vita per cui sono nato, cresciuto, educato, le prime esperienze di lavoro qui. Nella mia seconda vita, che è la vita dell'inventore che ha sviluppato tecnologie nuove, che ha sviluppato i microprocessori, tutte queste cose qua che ho fatto, lì io ho sviluppato non solo l'aspetto razionale che avevo imparato a scuola, ma soprattutto l'aspetto intuitivo, inventivo, che era la mia natura. Poi dopo ho deciso, perché la ditta, l'Intel per cui lavoravo, che non aveva ancora capito che i microprocessori erano il futuro, ho deciso che creo la mia ditta. A quel punto lì ho dovuto sviluppare la pancia, che è l'azione coraggiosa, prendere rischi, fare le cose che non si sa, l'intelligenza non basta, perché non abbiamo tutta l'informazione per sapere le condizioni del mercato fra 5 anni, no? Però uno deve decidere oggi se fare questo prodotto o quest'altro, che dipende dalle condizioni del mercato fra 5 anni. Quindi non c'è mica una formula che ci dice questo. Per fare un prodotto sì, per fare qualcosa di tecnologico ci sono le formule e naturalmente uno deve saperle usare e trovare la formula giusta, però ci sono. Mentre per quello che riguarda fare cose nuove per il futuro, lì no, e quindi uno deve prendere rischi. E il rischio chiede pancia. E quindi ho sviluppato la pancia, il senso della mia responsabilità, perché essendo il capo, alla fine se sbagliavo, sbagliavo io, ero io il capo, non è potevo dare la colpa al mio capo, no? Io ero il capo della ditta, il fondatore della ditta, quindi era tutto sulle mie spalle in un certo senso, e ci è voluto un po' per capirla bene. Infatti l'ho capita bene attraverso uno screzio che ho avuto col mio partner, e che mi ha fatto capire che, che benché lui fosse l'offensore, io ero la vittima, in realtà avevo altrettanta responsabilità come vittima di lui. E quindi lì è stato
quando ho preso atto della mia responsabilità, non solo a livello dei prodotti e del mercato e così via, ma anche a livello personale. E questo è stato un passo fondamentale che, secondo me, se non l'avessi fatto, poi dopo quell'esperienza di risveglio che ho descritto in parte prima, non avrei avuto. Quindi questa esperienza di risveglio è venuta perché avevo preso responsabilità della mia vita, avevo il coraggio di accettare quello che la vita mi presentava e quello che nel senso di sono io che attiro le cose positive o negative della vita, come mi comporto e così via. E quindi poi, quando ho avuto questa, ero scontento, ho accettato di essere scontento dopo anni che facevo finta di non esserlo, e ho detto no, e l'universo è il tutto che è anche dentro di me, mi ha rivelato che io non sono una parte separata del tutto, ma sono in realtà una parte intera del tutto. Quindi quell'esperienza lì mi ha dato una bella pacca, una bella sberla, e mi ha portato in una direzione completamente diversa, a guardare non solo fuori di me, dove pensavo che ci fosse tutta la realtà, ma soprattutto fuori di me, continuando fuori di me, ma anche dentro di me, dove c'era la realtà più profonda che avevo trascurato, ed era la ragione per cui ero scontento. Quindi questo processo ha portato a, a uno sviluppo personale che mi ha portato a altre decine e decine di esperienze straordinarie che mi hanno rivelato che la coscienza e il libero arbitrio sono cose che non avevo mai pensato prima, sono strutture fantastiche e che sono parte di chi siamo, anzi l'essenza di chi siamo, e quindi noi non siamo il corpo, siamo qualcosa di più, siamo esseri di luce, siamo esseri che una volta che il corpo muore ci accorgiamo che siamo parte di una realtà molto più vasta, e quindi la morte non mi ha più fatto paura, anche se non è che pensassi alla morte a quel tempo, ero giovane abbastanza che uno non pensa a queste cose, però insomma sotto sotto c'è sempre il senso della finitezza della vita, e invece dopo aver avuto la prima esperienza, ma anche molte altre che ho avuto, la paura della morte non c'è più, perché so benissimo che quando il corpo muore mi risveglierò come da un sogno. E d'altra parte le esperienze di premorte che uno legge, sono libri, centinaia di libri su queste esperienze di premorte, descrivono cose simili a quelle che ho provato anch'io, e quindi non è che insomma, lo scienziato fa finta che queste cose siano stupidaggini, ma in realtà chi le prova sa benissimo che queste cose sono più vere della prova di un teorema. Ed è questa esperienza, la descritta sia in silicio sia nel libro Irriducibile. Sì, perché devo far capire che la mia motivazione non viene da ripetere quello che ho letto in un libro, ma viene da esperienze personali. Io conosco me stesso attraverso esperienze dirette della mia interiorità, di chi sono. Questo è completamente diverso che conoscere se stesso, perché uno legge il libro e si riflette in quello che dice il libro. E gli ingredienti per arrivare, se così si può dire, a questa esperienza sono state questa sofferenza, questo malcontento di cui lei parla, più la responsabilità assumersi la responsabilità. È un processo, no? Un processo in cui sono successe molte cose. Per esempio all'inizio io ho sempre seguito la mia passione, quindi anche quando facevo le cose così che avevano a che fare con il mondo esteriore, credendo che c'è solo quello, le facevo sempre con interesse e passione. Non ho mai fatto le cose per fare i soldi, anche se i soldi sono importanti, uno deve avere per fare le cose, però non era, il fine era soddisfare la mia passione, il mio interesse, l'inventiva che mi veniva spontanea, e andare nella direzione che la vita mi portava. E la vita mi ha portato a cose molto positive e anche cose negative da cui ho dovuto imparare. E certamente devo dire che una delle
esperienze più fondamentali è stata l'esperienza di rottura con il mio partner, con il mio socio, nella prima ditta e imparare quello che io non ho fatto, che avrei dovuto fare. Cioè io sentendomi vittima mi lasciavo vittimizzare invece di reagire e affrontare il problema con coraggio. Ma in realtà perché non l'ho fatto? Perché avevo paura? No, molto più sottile, perché così davo l'altra guancia e dando l'altra guancia ero più nobile di lui. Da lì uno capisce come uno è condizionato dalle religioni, dai dogmi, eccetera, eccetera. Quindi e uno prende anche le cose prende le cose e se le gira, no? E se le gira per e invece poi scopre che non era proprio così. E quindi uno comincia anche a capire le maschere che uno ha e dopo che si toglie una maschera ce n'è un'altra dietro, poi si toglie quella, ce n'è un'altra dietro, e insomma no, ne ho trovate parecchie e li abbiamo tutti. Quindi questo è quello che è necessario per portar fuori sempre di più chi siamo, per rivelarlo a noi stessi per primi, ma anche al mondo, e quindi nella maniera più spontanea possibile, in cui uno non deve diventare un attore di se stesso, ma tutt'altro, deve addirittura lasciare andare tutto e essere chi è e esprimere quello che uno è. Quindi questa è l'essenza poi della crescita personale che siamo chiamati a fare qui. Quindi per me prendere responsabilità di quello che era successo nella mia vita è stato un punto fondamentale che è successo nella mia seconda vita, che ha poi nella terza vita, scusate, nella mia terza vita, perché era quando ero imprenditore e che aveva a che fare col coraggio, con altri aspetti, con il cuore anche, questo cuore che alla fine voleva essere di più, no? Dell'altro, no? Attraverso gli aspetti, prendendo anche la religione dentro, no? Come scusa, no? Quindi queste cose qua uno quando le capisce dice e allora capisce che queste cose qua sono le cose che siamo venuti qui a scoprire di noi per poi superarle e portarci a un livello di comprensione, a un livello di capacità che sono superiori a quelli con cui siamo venuti e dopo tutto è quello che siamo qui a fare. Io ho trovato il suo libro potentemente trasformativo e mi chiedevo Mi fa piacere. Mi chiedevo se, oltre ad avere sicuramente tante persone che la ringraziano per quello che lei ha scritto, ha condiviso della sua esperienza, si incontra magari anche delle difficoltà, degli scetticismi, persone che non colgono la profondità del suo messaggio. Io sono convinto, soprattutto nei circoli scientifici, perché io rovescio completamente l'interpretazione della realtà, cioè il fisico dice che tutto quello che esiste è questa roba qua e io dico no, questa qua è una realtà, essenzialmente una realtà virtuale, quello che esiste è quello che c'è dentro. Ma quello che c'è dentro dov'è? Nello spazio-tempo? No, è una realtà più vasta da cui lo spazio-tempo emerge. E dov'è questa realtà più vasta? Ma cosa dici? Guarda un po' che lo stato quantistico non lo puoi esprimere nello spazio-tempo, devi usare lo spazio di Hilbert, che è uno spazio n-dimensionale, non solo, ma le dimensioni sono numeri complessi. Ma quella è un'astrazione matematica. Ah sì? Ma come mai che si può fare il calcolo quantistico in quell'astrazione matematica, visto che non si può fare nello spazio-tempo? E via, no? Quindi queste qua sono le cose che succedono adesso e chiaramente non ho tempo tra l'altro non voglio neanche sentirmi perché hanno ragione loro, no? Tipicamente queste persone perché
lo so benissimo perché ero così anch'io, quindi basta che mi guardi quando ero 50 anni fa e so benissimo che avrei reagito allo stesso modo, perché quello che io dico non viene da, da esperimenti fatti nel mondo, questo mondo esteriore, viene da esperimenti fatti nel mondo interiore che loro pensano che non esista. Per loro esiste solo il mondo in cui si possono fare misure in un laboratorio, quindi ripetere, per esempio, gli esperimenti. Ma come si fa a ripetere gli esperimenti che sono interiori? Non lo possiamo fare neanche noi. E non solo, ma sono i primi a dire che l'informazione quantistica non si può conoscere, però non capiscono quello che dicono. Dicono, dici, ma perché non si può conoscere l'informazione? Non la puoi riprodurre. Ma non lo sappiamo, ma però funziona. Ah, non lo sai, però io invece te lo posso dire. Guarda un po', il Tao che si può dire non è il Tao. Il Tao che si può dire non è il Tao. Il Tao, con la T maiuscola, è l'informazione quantistica, non il Tao. La rappresentazione del Tao con la T maiuscola è l'informazione quantistica, perché non si può dire, non si può conoscere, si può solo conoscere da dentro. Lo dicevano 3000 anni fa o quello che è. Quindi guarda un po', anche chi era così stupido che non capiva cos'è l'elettrone, va bene, aveva capito le cose più importanti che voi adesso buttate via, che invece è quello che è più importante di noi. Quindi il problema di oggi purtroppo è che la gente si sta spostando sempre di più nell'aspetto informatico, l'aspetto simbolico della realtà, dimenticando che il significato che è dentro di noi è quello che conta. E questo è un problema gravissimo. Stiamo studiando più l'intelligenza artificiale che quella certo, umana. Certo, anzi, stiamo dicendo che l'intelligenza artificiale supererà quella umana e quindi goodbye guys, I mean, Tra l'altro chi dice questo sono quelli che fanno l'intelligenza artificiale, no? Perché sono quelli preti che fanno l'intelligenza artificiale e i loro idoli, va bene, diventeranno i nostri padroni, però loro li controlleranno sempre dal porticino di dietro, ma non te lo dicono mica questo. So che il campione di scacchi, Gaspar, ha detto che non è che abbiamo bisogno di meno tecnologia, ma di più umanità, quindi di questi aspetti di cui stiamo parlando io e lei. Esatto. Ma l'umanità richiede un cuore aperto e chi ha scelto questa strada è partito che il cuore era già essenzialmente chiuso e si è assicurato di sicuro che non si apra, perché questa gente vive in questa fettina della mente, non nella fettina, non nella fetta dell'invenzione, perché questa gente ragionano, sono logici, razionali, non sono inventori. L'inventore è qualcuno che va oltre la razionalità, perché deve avere un'immagine di qualcosa che non esiste ancora e poi attraverso la razionalità portarlo in esistenza in forma simbolica. L'inventore, infatti, quasi mai è nell'accademia, è sempre qualcuno che viene da fuori, qualcuno anche che ha fatto le scuole elementari un po' e come basta. la mente del principiante. La mente del principiante, esatto, la mente del principiante che è aperta, la mente che dice, ah, guarda l'imperatore che è senza vestiti, no? Che è nudo. Ecco, mentre loro vedono l'imperatore con clothes, belle, perché è quello che gli hanno detto, quello che hanno letto nel libro. Lei ha fondato una fondazione con sua moglie, Sì. la fondazione Elvia e Federico Faggin. Di che cosa vi state occupando? Beh, ci stiamo occupando di dare una mano a chi vuole, chi ha capito per esempio, chi ha capito che la vita è un sistema quantistico e classico, perché chi studia la biologia oggi, il 99% di chi studia biologia, forse anche di più, ha comprato l'idea che la biologia è biochimica e qui non solo, ma biochimica vista come
strutture classiche, non strutture quantistiche, e quindi non capiscono assolutamente nulla dell'essenza della vita che è quantistica. Per esempio, non capiscono come possano avvenire all'interno di una cellula tutte le trasformazioni, come dire, le reazioni chimiche che vengono, che sono così specifiche e devono avvenire in una maniera così precisa nel momento e nel posto giusto, che nessuno sa come questo possa avvenire, perché se quello che funziona per far incontrare le molecole è la diffusione classica delle molecole nell'acqua, prima che arrivino le molecole giuste si sono già combinate con le molecole che non sono giuste e non c'è più la specificità del sistema. Questo neanche se ne parla, come se fosse ovvio che le molecole giuste si incontrano per caso. Ma siamo folli. L'unico fisico, cioè non è un biochimico, ma è un fisico che ha capito che questo è il problema fondamentale della biologia e ha fatto dei passi avanti, è stato Del Giudice, questo Emilio Del Giudice, un fisico bravissimo, che ha capito che quello era il problema fondamentale, e lui ha studiato queste cose e ha visto che l'acqua ha delle proprietà speciali che fa sì che, risonando in sintonia con molecole che sono che possono entrare in sintonia con questi domini di coerenza, li chiama, dell'acqua, queste molecole entrano in questi domini di coerenza e si incontrano e quindi si combinano. Quindi l'acqua, in un certo senso, fa da conduttore d'orchestra di tutte queste strutture. Una teoria, naturalmente, ma scherziamo, ma neanche possibile, ma no, perché sono tutte cose che chiaramente, siccome dipendono dal vuoto quantistico, cose che pochissimi conoscono, quindi vengono tutte eliminate, e quindi si continua a studiare la vita come se fosse un sistema classico e nessuno capisce in realtà come possa avvenire tutta questa capacità fantastica che esiste. Quindi è così. Grazie per aver condiviso con noi le sue intuizioni e anche la sua esperienza, e per averci dedicato del tempo per il nostro progetto. Piacere mio, e auguri per la vostra missione, che è una missione di amore e di cooperazione e una bella cosa, una cosa che vi fa onore e che aiuta gli altri, ed è quello che siamo